Sono lavoratori che faticano spesso lontano dai riflettori e in silenzio. È il destino di 75.000 lavoratori agricoli in Veneto per 9.800 aziende. Il loro contratto è scaduto a dicembre, ma dopo oltre 6 mesi non c'è nemmeno l'ombra di un avvio di discussione per il rinnovo. Per questo CGIL, CISL e UIL hanno deciso in modo unitario di rompere il silenzio. Che le retribuzioni di un operaio comune nel Veneto si attestano sui 1000 euro netti, 1300 euro lordi. Noi pensiamo che l'attività che svolgono vada riconosciuta e vada riconosciuto loro la dignità della discussione di un contratto. Il contratto è scaduto, la pandemia ha un po' rallentato i tempi, noi pensiamo che sia tempo di convocare i tavoli ed affrontare la situazione del settore e la condizione di questi lavoratori. L'agricoltura in Veneto rappresenta il 10% circa della produzione nazionale. Un incontro a Mestre nella sede della CGIL è stata l'occasione per ribadire in modo unitario l'importanza del settore. Le richieste dei sindacati sono chiare. Siamo qui a ribadire unitariamente e con forza la necessità di riprendere il confronto in tutte le province del Veneto. Tutte le province hanno già inviato le richieste alle associazioni datoriali Coldiretti, Confagricoltura, CIA. Noi vogliamo richiamarle una responsabilità diretta per fare in modo che il settore agricolo abbia intanto un sistema di relazioni territoriali maturo e all'altezza delle sfide che dobbiamo affrontare. Tra gli aspetti fondamentali c'è senza dubbio quello della sicurezza dei lavoratori. Il tessuto produttivo agricolo della nostra regione comunque è per la maggioranza un tessuto produttivo che non sempre agevola la presenza degli RLS in azienda. La figura dell'RLST è fondamentale per tutelare i lavoratori e anche per avere un confronto con le aziende sereno su quali possono essere i temi da affrontare per lavorare in sicurezza.